La Mala del Brenta non se n'è mai andata, ma dalla Riviera si è trasferita a Mestre. Nuove rivelazioni dall'ampia intervista all'ex boss Felice Maniero. Domani l'ultimo saluto ad Asola, Ivano Beggio, patron dell'Aprilia. Al corteo funebre passerà anche per Noale il ricordo e gli aneddoti dell'amico architetto. Ivano amava fare squadra, racconta. I tiepidi raggi di sole di questi giorni sono un'illusione, nel fine settimana torneranno freddo, maltempo e acqua alta a Venezia, con un picco nella giornata di domenica. Interrogazione del Movimento 5 Stelle in Regione sulla situazione dell'ospedale San Camillo al Lido. Da mesi i sindacati chiedono chiarezza sul futuro della struttura. La convenzione tra i comuni di Venezia e Jesolo per la gestione associata delle funzioni di polizia locale e di sicurezza urbana è diventata realtà, durerà 5 anni. Tanti auguri a Don Armando Trevisiole, il direttore dei centri Don Vecchi, che oggi compie 89 anni. Per lui una torta gigante da condividere con volontari e anziani. Niente da fare per l'Umana Reyer, che nella partita di Europe Cup fuori casa contro gli ungheresi è stata sconfitta. Il risultato non compromette l'accesso ai quarti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. La Mala del Brenta non se n'è mai andata, ma dalla Riviera si è trasferita a Mestre. Nuove rivelazioni nell'ampia intervista all'ex boss Felice Maniero, ospitata dai quotidiani del gruppo Gedi. Sentiamo. Il pericolo di un ritorno della Mala del Brenta, già denunciato dall'ex procuratore antimafia del Chiripolito, è assolutamente reale, secondo l'ex boss Felice Maniero, che lancia l'allarme nell'intervista esclusiva a Sabrina Tomè per i quotidiani del gruppo Finegil. Dall'epoca della scomparsa della mia banda è rimasto qualche batterio, sostiene, che col tempo è proliferato e si è rafforzato sempre di più. In tempi recenti sono usciti di prigione quasi tutti i mestrini, personaggi di grande spessore. Per questo è avvenuto uno spostamento di comando sulla terraferma veneziana delle operazioni illecite più importanti, mentre il Brenta è tornato a essere solo un fiume. Questa nuova criminalità, secondo Maniero, sarebbe l'ideale testa di ponte per infiltrazioni della Camorra e dell''Ndrangheta sul territorio veneto. Già ai miei tempi i mestrini erano intimi con queste organizzazioni, rivela l'ex boss, quando la Commissione Antimafia parla di sottovalutazione del fenomeno delle infiltrazioni mafiose in Veneto, ha ragione da vendere. Timori confermati anche dall'Osservatorio per la legalità del Consiglio regionale. La presenza quotidiana delle mafie è dimostrata dai fatti agghiaccianti anche degli ultimi giorni che dimostrano una rete organizzata su livelli locali, regionali, nazionali, internazionali. Il 21 marzo, in occasione della giornata in ricordo delle vittime della mafia, il Consiglio regionale ospiterà circa 600 studenti da tutte le scuole del Veneto che saranno chiamati a presentare le loro riflessioni e le loro esperienze in tema di legalità. Contro questa organizzazione c'è bisogno di una risposta forte da parte delle istituzioni e c'è bisogno di mettere a punto azioni concrete che vadano a colpire alla base questa diffusione del fenomeno mafioso dentro ai gangli produttivi, culturali, sociali della nostra realtà del Veneto. Ed ora il duplice omicidio di Chirignago dello scorso giugno, all'udienza perizia, confronto per capire se l'assassino dei due fidanzati fosse o meno capace di intendere e di volere. Incidente probatorio mercoledì in tribunale a Venezia per discutere delle diverse perizie sulla condizione psicofisica di Stefano Perale, il professore d'inglese cinquantenne che lo scorso giugno ha prima narcotizzato e poi ucciso nel suo appartamento di Chirignago dopo averli invitati a cena Anastasia Shakurova e il fidanzato Biagio Buonomo. I consulenti del PM e della famiglia del ragazzo hanno ribadito la loro posizione. Il cinquantenne era capace di intendere e di volere la sera del delitto. Secondo gli esperti, Perale sarebbe stato interessato da una forma di nevrosi non tale da causargli un'infermità mentale. Inoltre il consulente dell'accusa ha tratteggiato un profilo compatibile con la figura di uno stalker. Dall'altra parte, invece, gli avvocati difensori di Perale, sulla base della perizia del consulente di parte, hanno fornito una lettura totalmente diversa delle settimane precedenti al duplice omicidio. Dall'incontro in aeroporto con Anastasia, il cinquantenne sarebbe piombato in una spirale di delirio e gelosia che gli avrebbe fatto perdere il controllo, sostengono. Un evento definito prepsicotico talmente forte da spingere l'omicida al punto di non ritorno, che si sarebbe aggravato nei mesi. Per questo, secondo la difesa, l'uomo non
sarebbe stato capace di intendere e volere, non avrebbe premeditato nulla. Voleva punire, sostengono, non uccidere. Un 34enne originario del Nord Africa è stato arrestato dalla polizia di Venezia a Marghera. L'uomo è ritenuto corresponsabile di un omicidio in Francia con altri individui. Aveva rapinato durante il Capodanno del 2014 una donna nei pressi della Torre Eiffel a Parigi. L'amico di questa, un ventenne, aveva inseguito i ladri nel tentativo di recuperare il maltolto, ma era stato colpito al petto da una coltellata che l'aveva ucciso all'istante. La gendarmeria transalpina nel corso delle indagini era risalita al gruppo arrestando alcuni individui ma non il 34enne per il quale era stato emesso un mandato di cattura europeo. Gli investigatori, dopo complesse indagini, sono risaliti all'indagato che era irregolarmente in Italia, bloccandolo in pieno centro a Marghera e portandolo in carcere a disposizione della magistratura francese. Ed ora i funerali di Ivano Beggio, ex patron dell'Aprilia, che si svolgeranno domani alle 11 ad Asolo, città chiusa al traffico per le esequie, dove sono già annunciati nomi importanti dell'imprenditoria italiana, ma soprattutto i suoi campioni, a cominciare da Valentino Rossi. Il ricordo nel prossimo servizio di un amico diventato il primo conducente dello Scarabeo, lo scooter simbolo dell'Aprilia. Amorosi, eravamo qui, guardavamo questa villa e dicevamo un giorno forse sarà nostra. La villa è la Contarini degli Armeni di Asolo e la frase è di Ivano Beggio, raccontata dall'amico architetto che prese in carico la ristrutturazione dell'edificio storico, oggi più che mai patrimonio di tutti. È stata un'impresa veramente memorabile, innanzitutto perché la villa era totalmente abbandonata e quindi era degli armeni, ma in realtà non era più di nessuno, nemmeno delle sovrintendenze. Un investimento importante che l'ex patron dell'Aprilia affrontò con la stessa mentalità della sua azienda di Noale. Usiamo solo persone del luogo, io in quel momento ero abbastanza appena laureato di Asolo e quindi siamo riusciti a fare una squadra effettivamente nel restauro. Un restauro che entrerà nella leggenda di Ivano Beggio, che proprio al suo architetto affidò il primo scarabeo sperimentale. Siccome io andavo, spesso ero preso in cantiere, dice beh ti regalo una moto sperimentale, diceva, che cos'è? Beh dico che cos'è? È lo Scarabeo, dice, vedrai è una moto che a te che piace camminare e viaggiare allo stesso tempo sarà molto bella. Un esperimento che nella disavventura del neoarchitetto già si presentava come uno dei successi dell'Aprilia. Un bel giorno, ahimè, mi rubarono questa moto. E dissi, guarda Ivano, e dice non te ne do un'altra perché le ho tutte vendute, che te l'abbiano rubata? Benissimo, dice, vuol dire che la moto va. Ricordi di un amico che domani accompagnerà Ivano Beggio nell'ultimo viaggio, un uomo, un imprenditore che ha contribuito a creare nel mondo il mito del nord-est italiano. Una squadra in fabbrica, come nelle competizioni, portando la piccola Aprilia a competere con i grandi marchi del motociclismo mondiale, creando miti come Valentino Rossi. Ma naturalmente Beggio diceva, loro devono correre, ma sono le moto che devono correre. L'orgoglio di aver creato un mito, accanto, soprattutto negli ultimi anni della malattia, alla consapevolezza che nessuno è per sempre. Lui ha faticato nell'ultimo periodo evidentemente, parlando con me dice Amalio, noi siamo della stessa generazione, vero? Certo, dico, guarda che non siamo eterni. Io ho detto, per fortuna, ho detto, ma tu sei più eterno di me. Il tempo ora, perché i tiepidi raggi di sole degli ultimi giorni trasformatisi in pioggia oggi sono solo un'illusione di primavera. Nei prossimi giorni tornerà il freddo e anche l'acqua alta a Venezia. Sentiamo. Chi credeva di poter mettere via gli abiti invernali dovrà attendere ancora un po'. Nel fine settimana infatti è prevista una nuova ondata di maltempo anche in Veneto, con pioggia, vento, qualche nevicata e freddo. La marea si manterrà a livelli sostenuti e porterà l'acqua alta a Venezia, confermando le previsioni del centro maree per i prossimi giorni della settimana, che vedranno le calli allagarsi di sera e di mattina. Sul sito del comune un messaggio avvisa: dalla sera di giovedì 15 marzo a martedì 20, condizioni meteorologiche favorevoli al fenomeno dell'acqua alta. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti. In serata infatti alle 22:20 è previsto un picco di 105 cm e così anche venerdì mattina alle 10, che si abbasserà a 100 in serata intorno alle 22:40. Un picco più alto ci sarà però sabato con 105 cm alle 10:35, mentre la sera 115 intorno alle 23.
Indicate anche le previsioni di massima per i giorni successivi, che annunciano anche per domenica una marea tendente a molto sostenuta. Dati record per il mese di marzo. Il numero di eventi mareali superiori a 80 cm, fanno sapere dal centro maree, ha eguagliato quello registrato nei primi 6 mesi dello scorso anno. Al Lido ora perché è scontro in regione tra maggioranza e opposizione sul futuro dell'ospedale San Camillo. Interrogazione del Movimento 5 Stelle in regione sulla situazione dell'ospedale San Camillo al Lido. Da mesi i sindacati chiedono chiarezza sul futuro della struttura. Da troppo tempo i lavoratori vivono una condizione di incertezza, denunciano, a seguito di annunci di possibili cessioni. Sempre più spesso il personale guarda ad altre possibilità occupazionali e vive in uno stato di emergenza che determina continui spostamenti che ricadono sulle condizioni di lavoro e sui pazienti e ospiti. Sappiamo che questa struttura importantissima è stata venduta dall'Ordine dei Camigliani e probabilmente la Regione è interessata a comprarla, ma ad oggi non abbiamo alcuna notizia. La Regione ribadisce di aver presentato un'offerta che non è stata ritenuta sufficiente dalla proprietà, ma un prezzo maggiore, spiega il direttore generale della Sanità Domenico Mantoan, non sarebbe affrontabile dalle casse di Palazzo Balbi. I sindacati dal canto loro parlano di non mantenimento degli impegni assunti lo scorso dicembre in prefettura rispetto alla presentazione del piano di investimenti e del rilancio delle strutture e hanno indetto una giornata di sciopero generale il 10 aprile accompagnata da una manifestazione a Venezia. Sappiamo che è una struttura importantissima e vogliamo preservare il valore del San Camillo e di tutti i lavoratori che qui lavorano. Parliamo ora di polizia locale e sicurezza urbana perché è stata firmata una convenzione tra il Comune di Venezia e quello di Jesolo. Sentiamo di che cosa si tratta nel prossimo servizio. La convenzione tra i comuni di Venezia e Jesolo per la gestione associata delle funzioni di polizia locale e sicurezza urbana è diventata realtà. È stata infatti approvata dalla giunta comunale su proposta del sindaco Brugnaro e dell'assessore alla sicurezza D'Este. Stiamo continuando a crescere come Polizia Locale di Venezia, ma soprattutto stiamo continuando a crescere nel coordinamento territoriale e quindi si è conclusa sottoscrizione di un atto di delibera con il Comune di Jesolo, quindi i servizi di polizia locale. Questo ci consentirà naturalmente di avere maggior capacità di interfacciamento tra le varie forze di polizia territoriali. La convenzione, che durerà 5 anni, prevede che le funzioni di polizia locale e sicurezza urbana siano gestite in forma associata, pur sottolineando che il personale impegnato nell'esercizio dei compiti assegnati è sottoposto all'autorità del sindaco del territorio in cui si opera. Interattività delle forze di polizia sia per quanto riguarda il reparto di polizia giudiziaria, quindi in materia di antiabusivismo, vedesi le spiagge piuttosto che, e naturalmente anche tutto quello che può riguardare il codice della strada che naturalmente come abbiamo già fatto precedentemente convenzioni con altri comuni limitrofi, anche Jesolo adesso è interessato di questa convenzione. La programmazione delle attività sarà predisposta con cadenza periodica dal comandante generale di Polizia Locale di Venezia e di concerto con il comandante di Jesolo. Ed ora linea alla regia per la pubblicità, noi ci vediamo tra pochissimo con un servizio sugli 89 anni di Don Armando Trevisiola, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Tanti auguri a Don Armando Trevisioli, il direttore dei centri Don Vecchi, che oggi compie 89 anni. Vediamo. 89 anni e non sentirli. Oggi nel centro Don Vecchi di Viale Don Sturzo a Mestre, il primo creato da Don Armando Trevisiol, gli anziani ospiti e gli organizzatori hanno voluto festeggiare il suo compleanno con una torta a sorpresa. Io sono un uomo fortunato e felice, sto vivendo una vecchiaia veramente molto bella, circondata d'affetto. Io ho la sensazione che tutto quello che si semina si raccoglie prima o poi. Ecco, e quindi mi ritrovo in un ambiente pieno d'affetto, di tenerezza, perfino eccessiva, tanto da sentirmi perfino in colpa talvolta perché so di non meritare tutto questo. Ma qual è il segreto di Don Armando? Beh, bisogna lavorare, impegnarci,
avere degli ideali alti, essere coerenti fino in fondo, coltivare la speranza e soprattutto amare le persone, che credo sia la cosa che salvi un uomo dalla solitudine e dal fallimento. E infatti Don Trevisiol ha sempre messo al centro della sua vita l'amore verso il prossimo, in particolare gli anziani, a cui ha offerto dei luoghi dignitosi e allegri dove poter vivere serenamente. Gli anziani hanno bisogno di lui veramente. Ecco, lui fa veramente tanto per gli anziani del territorio, ha fatto tanto, ancora fa. Sì, anche per il territorio che in questo periodo sta distribuendo del denaro a tutte le opere di carità. Che ne vivano altri 50, guarda, perché è il numero uno, ci manca, deve esserci per tanto tempo, è una figura importante. Altri 100 di questi. Congratulo di tutto quello che ha fatto, gliel'ho già detto anche giorni fa. Mi ha dato la possibilità di venire qua dentro e di stare tranquilla, finalmente stare tranquilla. E tanti auguri allora anche da parte nostra a Don Armando. Parliamo ora di Grest, perché sono circa 5.000 i ragazzi e i bambini tra i 6 e i 13 anni che parteciperanno quest'estate al Grest nelle parrocchie di Venezia. Quest'anno c'è anche una novità, sentiamo. Il Grest 2018 sarà ad alto contenuto tecnologico nel comune di Venezia. Per la prima volta sarà infatti distribuita un'app gratuita che contiene i video e le canzoni del centro estivo, pensata dalla pastorale giovanile della diocesi per dialogare coi giovani nel linguaggio a loro più familiare. La novità di quest'anno è che abbiamo creato si chiama Crew adesso, no? Un gruppo di ragazzi dai 21 ai 25 anni che si metterà a disposizione per la formazione in loco degli animatori delle varie parrocchie, dei vari circoli parrocchiali. Questo perché vorremmo riuscire ad arrivare un po' dappertutto ed essere utili proprio lì, a casa loro. Le attività coinvolgeranno quest'anno circa 5.000 ragazzi tra i 6 e i 13 anni, mentre 1 migliaio di liceali faranno gli animatori. Il comune parteciperà con un contributo di 20.000 euro all'evento organizzato dal Patriarcato, ma frequentato da bimbi di tutte le fedi. La cosa bella di questo Grest è che riusciamo a dare un segnale forte di collaborazione tra comune e parrocchie, ma soprattutto a dare un segnale forte che esistono dei giovani in città, e sono la maggioranza, che in estate dedicano parte del loro tempo libero ad aiutare i più piccoli. Quasi 1.000 animatori in comune di Venezia e quasi 5.000 bambini iscritti. Sono numeri importanti che dimostrano che la città è viva, la città è solidale, la città è capace di divertirsi. E siamo ora alla pagina dello sport, basket, niente da fare per l'Umana Reyer che nella partita di Coppa Europa fuori casa contro gli ungheresi è stata sconfitta. Siamo stati molto bravi nel primo turno a infliggere un parziale importante, però è chiaro che in questo modo è come se avessimo anche avvelenato un po' il dente dell'avversario. Come aveva messo in conto anche Tucci, la partita di mercoledì è stata dura per gli Orogranata. Si tratta però di una sconfitta indolore, quella subita nel ritorno degli ottavi di Europe Cup contro gli ungheresi, perché il +32 segnato nella partita d'andata ha permesso l'accesso ai quarti, dove il 21 e il 28 marzo la Reyer incontrerà i russi. I ragazzi di coach De Raffaele hanno anche dovuto rinunciare a Heinz, rientrato negli Stati Uniti per motivi familiari. E mentre le attenzioni si concentrano sulla prossima partita, la società Orogranata ha chiuso l'accordo per l'ingaggio di Edgar Sosa fino al termine della stagione. Classe 1988, origini dominicane, il giocatore proviene dal campionato australiano. Sarà presentato ufficialmente venerdì al Palasport Liercio. E subito dopo il TG torna come sempre 20:10, ospite in studio questa sera di Ferdinando Avarino sarà Maristella Caldato, candidato sindaco di Treviso. Ed è tutto per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.
tempo in miglioramento sulle nostre regioni, anche se il contesto rimane per lo più instabile con molte nubi e isolati fenomeni. Vediamo il dettaglio di venerdì 16 marzo. Sul Veneto cielo parzialmente nuvoloso un po' su tutto il territorio regionale, peraltro senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Le temperature sono previste in lieve aumento, le minime infatti saranno comprese tra i 6 e i 9 gradi, massime invece oscillanti tra gli 11 e i 14 gradi. Giornata spiccatamente instabile sul Friuli Venezia Giulia con alternanza tra annuvolamenti e schiarite, qualche fenomeno e pause più asciutte. Temperature in aumento minime tra 8 e 9 gradi, valori massimi compresi invece tra 11 e 14 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, il sole sarà prevalente su tutta la regione sia pure con presenza di nubi a carattere sparso, non sono previsti fenomeni rilevanti. Temperature minime intorno ai 5 gradi, valori massimi compresi tra i 12 e i 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.